Penne d'Oca! Interviste agli autori condotte dai ragazzi e dalle ragazze del Friuli Venezia Giulia. Quack, quack! Buongiorno a tutti, sono Veronica Colle, ho 16 anni e sono di Udine e faccio parte di un'iniziativa appunto chiamata Penne d'Oca, in cui noi ragazzi abbiamo l'opportunità di intervistare degli autori molto famosi e di scoprire qualche loro segreto. Tutto questo è stato possibile grazie al progetto Leggiamo 018, a Radio Magica, che ci ha dato la possibilità di creare queste 5 interviste, e anche a Pordenone Legge. Oggi abbiamo l'onore di ascoltare le parole di Enrico Galiano, un grande autore ma prima di tutto un fantastico insegnante. Ha creato una web serie chiamata Cose da Prof, che ha raggiunto 20 milioni di visualizzazioni, e ha dato via a un movimento chiamato i poeteppisti, in cui gli studenti vanno in giro per le città e imbrattano i muri con delle poesie. Benvenuto. Grazie. Come è iniziata la sua passione per la scrittura e che evoluzione ha avuto nel tempo? Sul come si è iniziata, credo che sia iniziata proprio con delle piccole poesie che mi raccontano, mi dicono insomma che io scrivevo quando ero proprio alla scuola primaria, e diciamo che ero identificato come il bambino poeta, perché mi piaceva molto scrivere queste poesie in rima soprattutto, è una cosa che in realtà ancora oggi mi piace molto fare, vedo che mi viene in qualche modo naturale, forse ho anche un'anima da rapper freestyler, non lo so, perché ogni tanto mi viene proprio da scrivere cose in rima. Scrivo anche delle canzoni per un cantautore che si chiama Pablo Perissinotto, ne abbiamo già fatte alcune delle quali hanno anche avuto un discreto successo. E poi da lì, ecco, sono passato allo sceneggiare dei piccoli fumetti. Io in disegno faccio pena, però diciamo che mi divertivo a creare questi fumetti perché da lettore nasco come lettore di Topolini, cioè io le prime cose che ho letto in vita mia con passione sono state di Topolino, e allora mi piaceva l'idea di fare anch'io dei fumetti, e poi da lì sono passato ai romanzi gialli parodia, cioè scrivere dei gialli parodia dei miei compagni e dei miei professori alle medie, dove un po' diciamo prendevo in giro i nostri prof assegnando a loro dei personaggi e scrivevo questi gialli un po' umoristici, e vabbè, diciamo che insomma non ho mai smesso di scrivere, lo faccio proprio da quando sono bambino ed è una cosa senza la quale non riesco a stare per troppo tempo. Se rimango troppo tempo senza scrivere niente comincio a diventare antipatico, nervoso e divento un cattivo soggetto, ecco. Quindi ho bisogno, c'è una zanzara in macchina, scusa, ma devo fare questa intervista in macchina perché è entrata una zanzara maledetta, vabbè. Comunque, ecco, questa è stata la nascita, l'evoluzione, per rispondere alla tua domanda. E sappiamo che è uscito il suo nuovo libro, in tutte le librerie, in tutte le vetrine lo troviamo, appunto Felici contro il mondo. Ci parli un po' di questo nuovo libro? Ha qualche messaggio da trasmettere? Beh, sai, quando scrivi un romanzo, trasmettere messaggi è sempre molto pericoloso, nel senso che non credo che i buoni romanzi trasmettano messaggi. I buoni romanzi ti cambiano un po' il punto di vista sulle cose, ti fanno anche un po' male magari a volte. Uno dei complimenti più belli che tu mi possa fare sulla mia scrittura è quando mi dici: wow, ho letto il tuo libro, sono stato male, perché mi hai fatto mettere in discussione delle cose. È un grande complimento, e forse lo scopo principale di tutta la scrittura, come dire, letteraria è rimescolarti un po', no? E comunque questo è un seguito in realtà di una storia che quando ho iniziato a scriverla nel 2013 non doveva avere nessun seguito, per me finiva lì, ma è stata talmente forte come storia e i lettori se ne sono talmente tanto appassionati che a un certo punto
ho capito che avevo moltissime cose da dire ancora su questa storia, così l'estate scorsa, se ti ricordi, dopo la pandemia, dopo il primo lockdown di 3 mesi, cioè durante quei 3 mesi io, come tante persone, non riuscivo né a leggere né a scrivere, stavo male perché, tranne per delle cose di lavoro, cioè non riuscivo a scrivere cose, come dire, di narrativa, non mi veniva fuori niente. E poi è finito il primo lockdown, di nuovo un tornare un po' fuori, ed è esploso qualcosa dentro di me e ho avuto bisogno ho scritto veramente tantissimo in poco tempo, ed era proprio questa storia qua, che in realtà nella sua versione originale adesso sono quasi 400 pagine di questo secondo romanzo. La prima bozza arrivava a 600, per farti capire quanta roba c'avevo dentro. E poi, come sempre, è sempre bene tagliare alla fine, Quando riscrivi, quando fai la parte, insomma, è sempre importante togliere. Alla fine ho tolto un bel po'. Comunque sì, insomma, la storia di Gioia, questa ragazza che colleziona parole intraducibili e che attraverso queste parole intraducibili da tutte le lingue del mondo riesce a esprimere quello che prova. Nel primo libro si parlava molto della storia d'amore con Lo, adesso invece si parlerà molto del suo rapporto col suo professore e di come lei scopra che purtroppo diventare grandi non è una grande festa, non è una gran bella cosa, ma anzi è molto dura, e a un certo punto le verrà voglia di scappare, di non diventare grande mai, ecco. Bene. Sappiamo che appunto ha creato questo canale YouTube e ha avuto un grande successo. Secondo lei qual è il segreto per conquistare comunque un pubblico di ragazzi nonostante si parli di scuola? Ma che il mio canale YouTube abbia avuto successo non so, cioè nel senso, vedo che tante persone non è che mi fermi, però quando faccio le presentazioni dei libri mi dicono sempre ho visto il tuo video, l'ho usato per studiare, ho preparato l'interrogazione, e questo per me è il grande successo. Sì, allora sì, ti dico di sì. Come numeri, diciamo che ci stiamo lavorando, più che altro non ho tempo perché mi piacerebbe veramente fare tipo una lezione al giorno, se potessi fare una lezione al giorno, perché mi diverto troppo, cioè per me è la mia ricreazione, fare quelle cose lì. E credo che la chiave per arrivare, ecco, sia quella di cercare il più possibile di trasformare cose magari che possono essere scolasticamente pesanti, noiose, trasformarle in storia, trasformarle in qualcosa di accattivante, cioè prendere la storia di Carlo Magno e mostrare il suo lato umano, mostrare le sue paure, i suoi sogni. Quelle cose lì sono un po' trasversali e soprattutto eterne, ci appassiona sempre ascoltare le storie più che la storia, allora sì, riesci a arrivare a tante persone, e quindi credo che quello, e forse magari, sai, non far cioè nel senso, il video ha questo aspetto molto positivo secondo me, che se uno è autentico lo vedi, cioè è difficile recitare una parte, cioè dopo un po' ti sgamano, ecco. Invece in video viene fuori quello che sei, e cercare di essere il più possibile corrispondente a quello che è il tuo stile, il tuo modo di comunicare, ecco. E dove trova l'ispirazione per, insomma, trovare gli argomenti giusti o l'argomento giusto per scrivere un libro o fare un video che, insomma, gli dà l'ispirazione giusta? Io, come credo tutti coloro i quali scrivono o fanno video o comunque fanno magari canzoni, arte, credo che tutto nasca sempre da un'osservazione della realtà e di quello che ti accade intorno, e aspettare con pazienza il momento in cui qualcosa ti colpisce, ti tocca, no? E molte volte restare curiosi verso il mondo,
è un'attitudine difficilissima da conservare. Crescendo la curiosità tende a diminuire, i bambini sono curiosi verso tutto, ma noi crescendo cominciamo a considerare tutto già come un po' visto, già fatto, già. Ecco, se riuscire a mantenere quel lato che ti fa stupire delle cose è sicuramente un aspetto fondamentale, perché non è importante tanto il contenuto in sé, cioè non è che, voglio dire, una storia con 1800 intrecci è più interessante della storia di un professore negli anni 60, cioè facendo l'esempio di un libro molto famoso che è Stoner, no? Che ha avuto un successo incredibile, alla fine parla di una vita molto banale, molto quasi insignificante, però il modo in cui la racconta, appunto con quello stupore lì, la rende quasi epica, riesce a trasformare in epica. Anche Tolstoi, no? Ha scritto La morte di Ivan Ilyich. Se consideri la vita di Ivan Ilyich pensi che sia la vita di una persona qualunque, ma nel modo in cui te l'ha raccontata Tolstoi ti appassioni, diventa un giallo a un certo punto e non riesci più a staccare gli occhi dalla pagina, no? Per chi ha magari intenzione di intraprendere la sua stessa carriera o ha il suo stesso sogno, ha qualche trucco da svelare, qualche Trucchi no, i trucchi li lasciamo a chi vuole un po', come dire, fare il furbino. Non ci sono tanti trucchi, sai, ci sono forse alcune grandi e dure verità da accettare fin da subito. Una di queste è che è un lavoro di anni, è veramente un lavoro che richiede una pazienza sterminata, che soprattutto non finisce mai, nel senso, uno crede, ho pubblicato il mio primo romanzo, sono arrivato, invece sei partito forse, hai iniziato qualcosa e sarà una vita, ci vorrà una vita per perfezionarti, per trovare esattamente quella che è la tua voce, che è il tuo stile, il tuo modo di dire le cose. Quindi non avere fretta, ecco, questa è una... e non pensare, perché purtroppo, sai, negli ultimi 10-15 anni i social ci hanno abituato a esempi di persone che fanno un video e dopo 2 settimane hanno 3 milioni di follower e arriva tutto così, no? Ma quando si parla di scrittura, quando si parla di aspetti un po' più complessi, non è così semplice, è molto raro e anzi non lo auguro a nessuno di avere un successo immediato, perché non ti permette quel tempo di crescita, di attesa, anche di ascolto di te stesso, di quello che... Quindi ecco, partire con una grande e sacrosanta pazienza, e poi sicuramente è molto importante tutto ciò che è inerente alla ricerca di un proprio stile, di un proprio modo di dire le cose, cercare veramente di differenziarsi, no? Di non... Sicuramente quando si comincia, tutti noi l'abbiamo fatto, cominci scimmiottando qualcun altro, perché hai bisogno, perché non sai ancora camminare, hai bisogno un po' di sorreggerti a qualcosa di solido, e quindi cominci scrivendo le stesse cose o in un modo simile a quello che è il tuo scrittore preferito, cerchi di fare uguale, ma poi piano piano, ecco, levare quella parte lì e cominciare invece a trovare quello che è il tuo passo, quello che è il tuo stile. Questa è la cosa, secondo me, più importante, anche perché il lettore si merita questo, il lettore si merita la parte migliore e più vera di te, non si merita la parte furba che cerca di zanzara, che cerca di fare le cose come gli altri, ecco. Devo fare ancora qualche domanda? Come vuoi, io sono qua. Non stai parlando con me? No, non lo so. Veronica, vedi tu se vuoi, se non portiamo via troppo tempo Enrico Galliano, che immagino sia super impegnato, però se vuoi ancora una domandina magari ce la consente, dopo lo lascio Sì, parlare. sì.
Vai, vai. E pensa di aver raggiunto, cioè di aver raggiunto la massima soddisfazione da questo lavoro, cioè sente di essere arrivato dove voleva arrivare, vedendo appunto i numeri che ha raggiunto, i suoi libri in tutte le vetrine, o magari ha qualche rimpianto, qualcosa che avrebbe voluto fare meglio magari? Ma è una domanda difficile perché diciamo che sono un po'... cioè, ci sono due risposte possibili. Una è questa, cioè che se penso a qualche anno fa che andavo con la bicicletta in posta a spedire le raccomandate alle case editrici perché leggessero i miei manoscritti e queste case editrici non mi rispondevano, e mi vedo oggi, dico wow, quanta strada, cioè, da quella biciclettina con cui andavi in posta. Però al tempo stesso io sento di avere ancora molto più che da dire, da migliorare, cioè sento che non ho ancora scritto qualcosa che veramente corrisponde a quello che vorrei riuscire a scrivere. Quindi c'è anche questo lato qua. Sono molto contento della strada che ho fatto se mi volto indietro, ma se guardo verso davanti a me vedo che ce n'è tantissima ed è molto in salita, ed è anche perché un po' come nello sport puoi giocare bene la partita prima, ma se poi giochi male quella dopo e quella dopo ancora, cioè capisci cosa intendo? È una prova che si ripete, no? Ti rimetti sempre in gioco, ti rimetti sempre al giudizio poi degli altri, cioè tu puoi anche metterci l'anima, ma se poi la gente non apprezza è sempre un rischio, no? E quindi la risposta più breve e semplice che mi viene da dire è che mi manca ancora molto per riuscire ad arrivare a quello che vorrei essere. E perché ha deciso di rivolgersi a un pubblico di lettori, insomma, giovani, che, insomma, diciamo, hanno magari anche un po' la testa fra le nuvole, no? E quindi hanno molti pensieri. Dai, è una bella domanda. E la risposta è molto sinceramente perché in realtà io, quando ho iniziato a scrivere questo tipo di libri, non stavo scrivendo a un pubblico giovane, io stavo parlando al me stesso di 17 anni. Stavo cercando di comunicare con lui, stavo cercando di mandarmi delle lettere, di mandargli delle lettere, come dire, no? Per dirgli alcune cose che avrei tanto voluto, ecco, forse che mi fossero dette, o di incontrare qualcuno che me le mostrasse quando avevo quell'età, qualcuno che mi facesse accettare con serenità e anzi con un certo orgoglio alcuni aspetti del mio essere che all'epoca, di cui invece all'epoca quasi mi vergognavo e che nascondevo, e che a partire per esempio dalla scrittura, cioè io che abbia cominciato a dire alla gente che scrivevo, ci ho dovuto arrivare a oltre 20 anni per dirlo a qualcuno, ecco, che mi piaceva scrivere. Rimaneva un segreto mio che custodivo, che non volevo che si sapesse, ma poi tantissime altre, no? E poi ecco, mentre facevo questa operazione di mandarmi dei bigliettini indietro nel tempo, contemporaneamente cosa facevo? Leggevo quello che scrivevo alle mie classi, leggevo in classe quelle robe e facendo finta che fossero di uno scrittore inesistente, non dicevo che erano mie, dicevo che mi inventavo un nome a caso. Ah sì, questo è il nuovo romanzo di nome a caso, e leggevo e vedevo le reazioni erano veramente forti, cioè non riuscivo durante le lezioni normali a catturarli così, e sta roba veramente mi inorgogliva, mi emozionava, mi faceva credere molto in quelle storie, mi faceva dire, ehi, allora
se questi ti ascoltano. Poi per un periodo addirittura certi PDF che io avevo dei primi romanzi hanno cominciato a circolare clandestinamente, e la gente se li passava, e mi capitava di incontrare ragazzi di 16-17 anni che magari ci parlavo, e dopo un po' saltava fuori che avevano letto il mio libro, e io manco li conoscevo. Cioè, sono cose che ti fanno dire: ehi, allora forse non sono solo lettere che scrivi a te stesso, forse sono lettere che puoi mandare anche ai 17enni reali, ed è così, è stato, ecco. Devo fare ancora altre domande perché ho paura di magari sforare nel tempo, di rubare troppo tempo. Direi va bene così, Veronica. Se vuoi ricordare al pubblico gli appuntamenti di Sì, Pordenone Legge. Vi ricordo che Enrico Galliano sarà presente a Pordenone Legge il 15 settembre alle 10:30 con l'appuntamento Eppure studiamo felici, e sempre il 15 ma alle 19 presenterà un incontro con Giuliano Sangiorgi, che presenterà il suo nuovo libro Il tempo di un lento. E inoltre vi ricordo che potete trovare questa e le altre 4 interviste sul sito radiomagica.org o sul sito Pordenone Legge. Grazie. Grazie mille. Io ringrazio Bravissima molto. Veronica, complimenti per le domande molto belle. Sì. Grazie. Brava Veronica. Grazie a lei. Disponibilissimo Enrico Galliano, lo ringraziamo ancora, e speriamo di vederci in quel di Pordenone Legge. Certo. Grazie ancora e buona serata. A voi, ciao. Arrivederci. Arrivederci. Ciao.